Mamma mia, 1950 che perde la donna a mossa 6, ragazzi. Non è mai capitato. È il ritorno del vostro supereroe preferito, Christian Robin, che ruba i punti a chi ne ha tanti per darne a chi ne ha di meno. Oggi obiettivo 2000 punti nella puntata di oggi. Giocherò partite fin quando non ne prenderò di santa ragione da qualcuno. Quindi anche con la patta si continua a giocare. Speriamo di fare un bel giochino oggi. Gambetto Budapest, spiegato anche all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Un gambetto molto interessante che più che altro ti porta un pochettino fuori dalla teoria, no? Dato che a 1950 punti conoscono già molto bene la teoria, non è male uscirne fuori. Alfiere B4, cavallo in C6 e ci ripigliamo. Ok, ammetto che questa is a new novità for me. Is a novità for me. Perché dopo questa alfiere cade questo. E però alfiere qua. Se vado con la donna, vado in un finale con un pedone in meno. Va bene, accetto la sfida, devo accettarla, perché altrimenti che cacchio faccio qua? Devo accettarla. Devo accettare la sfida. Wow, ma sai che non è mica facile, eh? Ha perso la donna? Non me ero manco accorto. Mamma mia, il gambetto Budapest! Ha perso la donna! Mamma mia, 1950 che perde la donna a mossa 6, ragazzi. Non è mai capitato. Mamma, gambetto Budapest, ragazzi. Iscrivetevi all'Accademia di Matto Scacco. Tra l'altro vi lascio un codice sconto per entrare il primo mese col 50% di sconto. Quindi avete proprio zero investimento. Mamma mia, ha perso la donna. Mamma, sto cavallo. Devastante sto cavallo. Mamma mia, che combinazione di pezzi. E vabbè, ti devi prendere la torre, no? Almeno non te ne vai a pancia vuota. Mamma, perde la donna a mossa 6 e... Non me ne ero neanche accorto. Oh, non è che mo c'ha una mossa tipo alfiere G5. Beh, cattura la regina e prendo il solfiere. Sì. Grande. Grande. Sono soddisfatto. Sai che anche se la prossima la perdo sono la persona più felice del mondo? Ottimo. Adesso col bianco. Col bianco sistemino colle contro gli indiani che sono fortissimi. Questi indiani quanto sono forti. E ne sanno una più del diavolo. Ne sanno... Ma niente possono contro il colle. Niente possono. Loro vorrebbero. Loro vorrebbero. Ah, che due palle. Forse c'è questa. Non mi ricordo assolutamente nulla, ma credo che ci sia questa. Credo che ci sia questa. Cavallos, alfieres, caballos. Vuoi andare in E4 col tuo pedone? Sul serio vuoi andare in E4? No, non vai in E4. Ok, col Kaiser che metto il pedone isolato. Donna E7 per rompermi le scatole. Donna E2, arrocco. E penso che faccio alfiere F3 e chiariamo subito la situa. Sì, proprio così signori, proprio così. Donna E7 sicuro. No, donna E7? Alfiere F3. Credo che l'alfiere in F3 stia da Dio, più che in C2. Oddio, anche in C2 è mica male, In C2 è mica male anche. In F3 mi piace tantissimo anche in F3. Io credo che lui arroccherà lungo comunque, quindi... Non lo so, qualcosa mi dice F3. Credo che lui arroccherà lungo, perché l'arrocco corto è un po' sguarnito, non c'è il cavallo. Non lo so. Alfiere C2 aveva il suo potenziale, seguito da donna H5, forse era meglio l'alfiere C2. E vabbè dai, per questo l'ho messo in F3.
Oddio. Oddio. Questa mi mancava. Questa mi mancava. Onesto, non l'avevo completamente vista. Bravo. Premove, torre su alfiere. Ok, vabbè, dai. Non è secondo me tanto tragica come situazione, perché comunque... Posso andare anche con re quasi quasi. Vabbè, dai. Perché comunque, ok, sì, perdo la coppia degli alfieri. Però comunque si va in un finale, quindi ora è solo questione di tecnica. Solo tecnica, ragazzi, solo tecnica. Solo tecnica. E allora facciamo uscire anche l'altra torre. O forse devo andare di qua, non lo so perché. In campo aperto così. Alfiere, ti piacerebbe uscire e svilupparti? Non puoi. Lo so che la vita a volte è veramente infingarda. La vita a volte è veramente infingarda. Se non vuoi che la vita sia infingarda, devi andare sul lago di Garda. Allora, questa arriva. È chiaro che questa arriva, così come è chiaro che ti arriva anche questa, seguita da cavallo qua. Ok, è vero che il mio cavallo è molto forte, il suo alfiere è debole, ma vorrei cambiare il cavallo per l'alfiere. Non so, nel finale sono più facili da vedere gli alfieri che i cavalli, no? Quindi mi porto avanti. Qui c'è anche un alfiere sospeso, tra l'altro. Torre qui non deve essere male. Non deve essere male, torre qui. Alfiere di 7 neanche, perché ho torre qui. Ok, su questa deve spostare la torre, la può mettere qui. Sì, no, devo giocare prima torre in CD1, perché questo alfiere sospeso merita di essere punito, merita di cadere. Intanto siamo in vantaggio di tempo di 1 minuto, ragazzi. La cosa non è affatto male. Non è affatto male per niente. Bene. Ok. Io non so che cosa lui abbia visto, spero non qualche tattica. Però se metto la torre qui, lui c'ha torre per... No, in realtà non ce l'ha. Perché pensavo torre per, re per... No, non ce l'ha. Ok, su questa ovviamente si cattura col pedone H. E adesso questa te la devi pigliare però, cioè... ti aiuto anche a far sviluppare l'alfiere. Va bene, dai, si gioca un finale di alfieri contrari. Alfieri contrari, alfiere scuro e alfiere chiaro. Cos'è, vuoi cambiare le torri? Attenzione che ho un punto debole. Ho un punto debole che è questo. Ho un punto debole che è questo. Non va bene. Non va bene, devo catturare con questo, porca vacca. Va che attacca il mio punto debole. Va bene, allora sai cosa facciamo? Così. E questo bisogna coprirlo. Bisogna coprirlo. Bisogna coprirlo, ragazzi. Fuoco di copertura. Ok, togliere il re, si presume. E devo fare F4, qualcosa come F4 o F3. Però non mi piace. Re qui. Alfiere, ottimo che lui è abbastanza lento, mi piace questa cosa. Torre qui, lui viene qui e io posso giocare F4 sto giro. E se lui spinge scendo giù anche con l'altra torre, cioè nel senso non è che posso stare qui a morire su sto punto qui, cioè che cacchio, a un certo punto uno deve avere anche un po' di amor proprio, no? Vai, giocala G5, giocala! E che cacchio, e cioè dai, a un certo punto, cioè fino a un certo punto raga, e poi nel senso qui arriva il matto, cioè vedi te, arriva il matto, torre qui,
Torre qui e poi l'altra torre qui, scacco matto. Come ti difendi? Ti è piaciuto fare il figo, caro indianino? Ma lo stile di gioco di Robin Hood direttamente dalla foresta di Sherwood non l'hai mai visto. Mamma mia! Mamma mia! Si vola verso i 2000 punti. Grande! Le torri gorilla, sempre. Torri gorilla, questo 2000 punti. Sahara occidentale. Vediamo se conosce il sistema call nel deserto del Sahara. Secondo me lo conosce. Me lo fa lui e me. uh, uh, Se mi fa questa, in realtà è appurato che non è la mossa più bella del mondo. Attacchiamo, attacchiamo. Bisogna attaccare a Kandar. Perché così? Ho tirato fuori dal nulla Kandar. Qui mi arriva cavallo qui sicuro. Però io ti faccio questa. Si faccio questa, tu mi catturi, io ti catturo, tu mi catturi, io ti catturo. Che brutta situa. Pedone, questa. Pedone, 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 donna, donna, pedone. Mi ritrovo un pedone che non so che cosa farmene. Pedone, catturi. Giochiamo semplici, dai. Giochiamo semplici. Va bene, dai. Non c'avevo sbatti di considerare. Però se ti faccio questa, a sto giro ti devi stare un po', eh. Questa te la voglio fare, caro mio. Vai, andata. Sta qui. Benissimo. No, guarda, non poteva andare di meglio. Di lusso, di lusso. Tra l'altro ho questa e perdo un pedone. Di lusso. Di lusso. Di lusso perché io non ho arroccato. Non ce l'hai lo scacco. Ah, c'hai lo scacco qui. Non l'avevo visto, non l'avevo visto. Questa è persa, eh. Non vorrei dirlo. Non vorrei dirlo così, ma questa è persa. Ho perso un pezzo. Non ho considerato lo scacchino qui. Che tra l'altro c'era sempre, quindi, cioè, anche se vengo qui c'è comunque lo scacco di scoperto. Va bene, dai ragazzi. Bisogna... questa è persa. Ho perso un pezzo. Ho perso un pezzo secco. Che ci vuoi fare con un pezzo secco in meno? Diceva mio nonno. Vai, facciamo fare il dono greco. Magari mi sacrifica anche lui un pezzo e magari me la sfango in qualche modo. Questo c'è, eh? Secondo me c'è questo. Niente, non lo vuole fare. L'infingardo non lo vuole fare. Minaccio questo e su questo c'ho alfiere qui. A meno che non mi fai sempre questa. Questa secondo me non sono sicuro se vince, eh. Cioè mi crea parecchio fastidio, ma non sono sicuro che vince. Però tenendo conto che ha un pezzo in più, magari vale la pena farla, no? Tanto questa arriva, proprio immediately proprio. Devi farla, dai, se no ti chiudi l'alfiere. Dove va l'alfiere? In E7 lo metti? Devi farla, dai. Re in H2 premove. Cioè, devi fare alfiere H2. Devi fare alfiere H2, non ce n'è. Non ce n'è, fratello caro. Non so cosa tu stia pensando, ma è questa. Stai calcolando se vinci con questa. Secondo me non vinci. Così, poi ovviamente questo è un consiglio fraterno che ti do. Secondo me non vinci, però anche mettere alfiere in E7, vabbè, facciamo, vediamo se la fa adesso. No, ma adesso non ha più senso, credo, no? Se gli do l'alfiere per la torre, magrissima consolazione, magrissima proprio. Wow. C'ho questa. Torre qui, la donna lì non ce l'ha.
questa, attacca 2 volte il cavallo e viene l'altro cavallo. G3 mi sacrifica subito. F3. Così. Tu vieni qui con l'altro cavallo sicuro. Ok, diamo una mano in difesa. Arriva adesso l'altro cavallo qui e questo alfiere penso che lo metterò qua. O in A2 forse? Forse qui. Qui dà una mano un pochettino di più, però posizione veramente, questa è solo da rubare, cioè non ce n'è, questa è solo da rubare questa partita. Ok, lo metto in C6 che continua a fare doppia pressione qui, che non fa mai male. Se poi riesco a giocare G4, che la regina non comunica più col cavallo, posso riprendermi anche il pezzo. A che prezzo? Fa anche rima. È un prezzo smodato secondo me. Mamma mia, che vocabolario forbito si dice. Mamma, che vocabolario forbito che tira fuori Robin ogni tanto. Direttamente dalla foresta, stavo dicendo dalla finestra di Sherwood. 1 minuto di vantaggio. Questa va rubata. Vedete quando i giocatori sono in vantaggio come sprecano tempo perché vogliono dare matto e noi la rubiamo. Massima concentrazione, sto perdendo la lucidità. Sapete quando sentite che state perdendo la lucidità? Cavolo, quel C6. Ottimo, ottimo, zitti tutti, e questa si ruba e si va verso i 2000 punti e si va. Wow. Questo sta, che cacchio stai... Questo qui, cavallo, alfiere, cioè che cosa stai pensando di fare? Vorrei. Comunque Olli mi piace, anche le canzoni nuove che fa, anche noi a Nottingham lo ascoltiamo. I want, che poi non è vorrei. Così dici io vorrei. I wish. No, I'll wish. Ce la posso fare, sono una capra con l'inglese eppure qui a Nottingham. Ma no, a Nottingham. Ok, teniamo i sacrifici, va. E sul cavallo qui abbiamo sempre alfiere qui. Questa si può fare presto. Presto questa si può fare. Wow! Ok, credo che tipo gli avrà suonato qualcuno al campanello perché non aveva senso ragionare tutti quei secondi, però intanto noi punti ce li portiamo a casa e ci avviciniamo ai 2000. Siamo a 1989, grande data di nascita tra l'altro. Raga, è il 28 di luglio, tutti a fare gli auguri qui su Matto Scacco, non si scappa. Si va. 2014 polacco. No, Indonesia. Madonna, che capra. Va bene, diciamo che la geografia non è mai stata... Non è mai stata, dai. Ok, vediamo un po' cosa succederà in codesta partita. Ok, questo è un ippopotamo a tutti gli effetti. O un elefante, non so come cacchio li chiamano qua. Ok. Allora, visto che tu inizi così subito la tua rottura di palle di prima mattina, inizio anch'io, che dici? Che dici se inizio anch'io? Perché lui vuole chiudere il centro e attaccare sulle ali, hai capito? Attacco così. Attacco. Cattura. Mamma mia, che rottura di palle sti sistemi. Sono veramente la morte. Aspetta, qui non sono costretto a prendere l'alfiere. C'ho qualche intermedia? No, non ce l'ho. Odio questi sistemi. Odio profondo. Però
Se mi cattura il cavallo sono felice. Se non me lo cattura, sono felice. Sono felice di questa posizione in realtà. Perché ha veramente tanto potenziale. Questa è bellissima. Questa è bellissima. Questa è bellissima. Torre 1. Donna e 2. Donna e 2, dai. F4 chiamava, Che torre in D1. Facciamolo, facciamolo. Creiamogli qualche disagio. E l'alfiere, poverino, non sa dove andare. Ora sa dove andare, in realtà. Ok, tu vuoi venire a darmi matto, abbiamo capito. Donna qui. E donna qui. Mi piace questa idea. Di mettere pressione qui con l'inchiodatura. Se un giorno arrocca, fa quello che vuole, perde. Perde. Ok, questa. Donna qui. C'è sempre... C'è sempre... Ok, non so perché hai messo l'alfiere lì, devo essere sincero. Però questa intanto te la faccio. Metto anche il cavallo qui. E ora ho un bellissimo alfiere che non vede l'ora di andare lì. Tra l'altro ho anche la deviazione. Su donna e7 potrei giocare alfiere G5, deviazione. Catturo qui. Però non so che futuro... Ce l'ho sempre la deviazione. Non so che futuro si possa dare a tutto questo. Intanto giochiamo questa. Così dopo c'ho anche l'alfiere supportato e vaffanbagno. E l'alfiere può anche andare a catturare per esempio qui, no? Dammi pure la torre se vuoi. F6? Cosa giochi F6? F6 c'ho, come minimo c'ho cavallo qui. Ok, ora non c'ho cavallo qua, scusa. Mizzica se ce l'ho. 3 attaccanti su sto cavallo. Come la metti nuova? Fratello caro, fratellino caro, ma io te l'avevo detto che andava a finire male. Te non mi ascolti. Donna qui è potentissima, ma credo che torre sia ancora più forte. Te non mi ascolti, non mi dai retta. Tu vuoi tenere la donna, ovviamente, per cercare di darmi matto in qualche modo. Io adesso raddoppio le torri. Cioè, non è che... Esattamente. Capito? Non è che io voglio fare quello lì cattivo con te. Voglio fare la persona giusta, onesta. C'ho torre qui, per esempio. Cattura, cattura. Capito? Torre qui, catturi, catturi. Scacco. Vengo qui giù. Bisogna stare attenti, Scacco, vieni qui, scacco, vieni su. Bisogna stare attenti. Ma se io faccio questa... Non è male questa. Questa, questa. Questa qui. Vabbè, giochiamo così facili, dai. Questo poi c'ho tutto il tempo del mondo per prendere sto pedone. Voglio semplificare, tolgo anche la torre. E poi gli gioco questa. Ah, ma sei un infamello di quelli pazzeschi tu. Scusa, se io ti gioco questa qui, tu poi come fai a difendere questo pedone? Cioè già te lo potevo catturare, ma anche se mi fai H3 vengo qui giù. Cioè completo dominio della colonna, vengo qui alla prossima, cioè. Va bene. Ok. Ah, che ora tu vieni anche qui con l'altra torre praticamente.
Ok, hai trovato un ottimo modo per reinventarti. Questo te lo devo riconoscere. Questo te lo devo riconoscere alla grande. Scacco. Vieni qui, scacco. Sta facendo perdere per il tempo questo comunque. Non vedo l'ora di giocare questo. Vieni qui sul bianco, scacco. Vieni qui, scacco. 37 secondi, sono pochissimi, sono pochissimi. Dove vai, caro fratellino? Vai qua? E ti arriva lo scacco, credo. Ok, su questo c'ho questo, abbiamo detto. Qui c'ho come minimo questa e questa. Come minimo, senza calcolare, eh. Proprio senza calcolare, come minimo c'ho questa e mi riprendo poi la torre. E che cacchio. Ok, prenditi pure che ti devi prendere, io prendo questo alla prossima. 21 secondi non sono tanti, anzi sono pochissimi. Sono veramente pochissimi. Mamma mia, 1998, ve l'ho detto che si arrivava a 2000. Mamma mia, annienta, disintegra un 2000, cosa che era il 2010? Di più, 2000, non lo so. Raga, potrebbe essere la partita decisiva. Mamma Robin, 2021 ispanico, sono fortissimi gli ispanici. Mamma mia, Gambetto Budapest non ce n'è per nessuno. Vediamo se cosa ne pensano del Budapest in Spagna. Urco, questa la conosce. Questa è una che la sa longa, longa. La sa. Ma comunque sono fortissimi sulle aperture in Spagna, eh. Sono veramente fortissimi, cioè le conoscono benissimo. Le conoscono benissimo. Ok, proviamo proviamo a. Ok. D6, urge D6 per far uscire l'alfiere. Alfiere C2, però cade questo, quindi mi devi dare l'alfiere. Ma sai che mi piace come posizione, eh? Perché se tu perdi l'alfiere scuro, poi c'hai questa diagonale scura che è debolissima, io la controllo con la donna. Alfiere C2, bellissima, mi piace da morire come posizione che ne è venuta fuori, in realtà. Pensavo fosse una cacata, se fai il rocco lungo ti cade questo. Ah, vuoi cambiare le donne? Se adesso è arrivato lui che vuole cambiare le donne, però sicuramente adesso c'hai attacchi forti. Re di 2, è interessante, re di 2. Ok. Alfiere qui. Ah, però, ma facciamo che io non ti faccio arroccare, che dici? No, sprecata come mossa. Faccio uscire l'alfiere, tu fai uscire la donna. Vabbè, dai, facciamo così, cambiamo. Cambiamo le donne. Non sono molto convinto di questa mossa che ho fatto. Forse avrei dovuto giocare forse donna H5. Però questa debolezza ti rimane, fratello caro. Ti rimane la debolezza, fratellino caro. Allora, questa mi darebbe un po' noia, ma mi creerebbe il buco. Sei sociopatico. Ti unisci i pedoni così, eh. Non male. E se vieni qui, questo è la fine del mondo. Va bene, dai, proviamo a puntare questo pedoncino qui. Lo blocchiamo sulle case scure e arrocco e raddopperai le torri qui. Ah, arrivi lì con re addirittura. Ma quanto sei aggressivo. Sai che non ti facevo così aggressivo? Con Bare. Bare. E niente, qui come si gioca sta partita? Voi lo sapete, io no.
Io non lo so come si gioca. Che magari gioco così e prendo qui. Può essere. Era qui. Però voglio giocare pedone qua per prendermi questo. No? Devi mettere giusto il re qui, no? E io gioco pedone. Bisogna avere un po' di tattica qui. Funziona uguale, funziona uguale. Ok, c'è alfiere qui che rompe un po' le scatole. Via subito. Pedone doppiato, eliminato subito. Cambiamo le torri? Davvero vuoi cambiare le torri? Alfiere. Se fai qui ti chiudi anche il tuo di alfiere, no? Però mi rendi debole questo pedone. C'ho C7 debole, ok. È il momento di uscire allo scoperto col re. Quanto prima. Quanto prima. Quanto prima. Siamo in un finale, il re deve essere centralizzato. Avversario fortissimo, 2021 punti. E le vede tutte. Inizia già la pressione qui sopra. Inizia già la pressione. Quindi iniziamo ad avvicinarci. Iniziamo ad avvicinarci. Potevo giocare C6 subito, ma poi c'era la pressione su questo. Pedone pero, ovviamente. Premove. Vabbè, così mi fa solo distrarre in realtà. Ok, occhio al re, occhio al re. Ma credo sia abbastanza tutto sotto controllo, questo è quello che credo. Questo è quello che ritengo. Ah, ok, vuoi fare una bella tattichina. Vuoi fare una bella tattichina con alfiere per F7. Facciamo così, dai. Ok, c'hai scacco, puoi venire qui dietro, ma poca roba. Alfiere qui. Difficile da aggiustare come situazione. Mettiamo i pedoni sul nero. Anche questo andrà a breve sul nero. Pedone sul nero. Re qui. Però c'è scacco qua. Che facciamo che non ti facciamo passare con la torre. Facciamo quelli che non ti fanno passare. Re, scacco di nuovo. E se vengo qui, mi puoi deviare sempre. Scacco. Ok, rimaniamo fermi sulla nostra situazione. Poi muoviamoci sul nero. Io non ho modi per migliorare la situazione, quello è il vero problema. Cioè che non ho modi per migliorare la situazione.
Ah, questo parte fra poco, eh. Corri ragazzo laggiù, papara. 39 secondi, pochissimi, sono veramente pochissimi. Sono veramente pochissimi. Sono veramente pochissimi. Sono veramente pochi. Questa potrei perderla per il tempo, sai? Potrei perderla per il tempo tranquillamente. Questa è pari, ma ovviamente io provo a chiedere la patta. Però ovviamente se la giocherà sul tempo. Se è corretto, però giustamente se la giocherà sul tempo. Se la giocherà sul tempo, Mao, micio micio. E allora se gioca sul tempo, chi siamo noi per rifiutarci? Chi siamo noi per rifiutarci? Wow. Vai che è andato, vai che è andato. Ah, devi morire sotto brutte pene. Sotto brutte pene. Mamma quanto sono brutte le pene che devi avere. Mamma mia. Quante botte, quanti schiaffi. Quante botte, quanti schiaffi. Volevo mangiargli tutti i pedoni. Volevo semplicemente mangiargli tutti i pedoni. Così finiva patta. Raga, questa credo che sia la sconfitta più amara di tutta la serie. Uno perché avrei superato i 2000 punti alla stragrande. E due perché era vinta. Qui avevo tra l'altro anche le mani sudate dall'emozione. Qui ovviamente non ho giocato di premove questa perché lui aveva questa. Niente. Amara, amarissima, però ci siamo divertiti e quindi questo è l'importante. Alla prossima!